C'è silenzio per le vie di Rozzo e poca voglia di parlare. Tanto è il dolore per quanto successo venerdì scorso, quando si è diffusa la notizia della tragica scomparsa di Aldo Pellizzari. La famiglia ha chiesto di far luce sulle cause del decesso ed è stata disposta l'autopsia sulla salma, che verrà effettuata domani. Al momento non si conosce il giorno del rientro del corpo a Rozzo, anche se verosimilmente avverrà verso la fine di questa settimana. I rozzesi, la sua gente, non riescono a capacitarsi di aver perso un sindaco, una brava persona, come lo definiscono in tanti, un amico per chi condivideva con lui l'amore nei confronti del paese e della montagna. Si sta pensando a una fiaccolata in sua memoria e ad altre iniziative commemorative, ma prima serve capire quando si potranno svolgere i funerali. Parallelamente va avanti, perché deve andare avanti, la vita amministrativa del comune. La prefettura ha deciso di non commissariare Rozzo e quindi l'attuale vice sindaco Caterina Zancanaro sarà reggente fino alle ormai prossime elezioni. Vengono sciolti sia il Consiglio Comunale che la Giunta, ma si potrà deliberare ugualmente. Qualche settimana fa Aldo Pellizzari aveva fatto sapere ai componenti della sua lista civica Insieme per Rozzo che non si sarebbe ricandidato a sindaco. Tutto però era ancora da delineare. Adesso si dovrà convivere col dolore e gestire la situazione. Sembra che nemmeno Caterina Zancanaro abbia dato la propria disponibilità a candidarsi, pur confermando il suo impegno in lista. Si attende dunque chiarezza sotto tutti i punti di vista.